Dopo aver preparato le valigie, averle caricate in auto e salutato la nostra amica Tess, siamo partiti per Auronzo di Cadore. A fine cena sono iniziati i balli di gruppo proposti da Mirko e Andrea. Il giorno seguente è iniziata la nostra primavera escursione, che ci ha portato sulla cima del Monte Piana a 2300 metri di altezza, percorrendo 12 km con circa 600 metri di dislivello e con meravigliosa vista a 360 gradi sulle montagne circostanti. Grew so big it punched a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in every time. So God, hear you cry. All our car was curling up in smoke like a flame. Il giorno seguente nuova destinazione Lago Solaris, altra passeggiata di circa 12 km e un dislivello di più di 400 metri. A ora di pranzo siamo arrivati in riva al lago dal particolare colore latte menta. A metà pomeriggio abbiamo ripercorso il ripido e stretto sentiero che ci ha riportato al parcheggio da dove eravamo partiti. Il mattino seguente lo abbiamo dedicato al relax e al recupero delle forze, con visita alla riserva naturale di Sommadida, da dove la Repubblica di Venezia ricavava il legname per le proprie navi. Il pomeriggio visita al lago di Dobbiaco, situato in Valpusteria a 1251 metri sul livello del mare. E breve giro per le vie del comune di San Candido. Il quinto giorno non poteva mancare il classico giro alle tre cime di Lavaredo, con sveglia alle 6 del mattino, dislivello di 400 metri e altri 10 km di camminata. Dopo 5 giorni passati a camminare, il sesto giorno abbiamo deciso di noleggiare le biciclette per percorrere la San Candido Linz, 44 km di pista ciclabile, per fortuna quasi tutti in discesa. Adesso vogliamo arrivare, che insomma adesso. Questo per Francesca. Okay. Aspetta che lo affondiamo. Arrivati a Linz, in Austria, abbiamo depositato le bici e prima di salire sul treno per tornare a San Candido, breve visita alla cittadina austriaca.
L'ultimo giorno lo abbiamo dedicato alla visita di Sappada Vecchia. Nasce prima a Cima, che le 15 famiglie provenienti dall'Austria si sono stabilite a Cima perché era più in alto rispetto a Sappada, quindi una volta si stabilivano in alto per vedere i pericoli. Poi da Cima si sono sviluppati più in giù verso Sappada. Cima è rimasta, diciamo, storica, ferma nel tempo. Tutte le case che vedete sono tutte storiche, questa del 1600, quella del 1700, il B&B laggiù anche del 1700, sono tutte case, diciamo, ereditate e ristrutturate sotto la supervisione delle Belle Arti di Venezia. Terminata la visita a Sappada, siamo saliti fino alle sorgenti del Piave. Piave mormorava calmo e placido il passaggio dei primi fanti 24 maggio. L'ultimo giorno, sulla via del ritorno, sosta e visita il comune di Erto e Casso, centri abitati colpiti dalla tragedia del Vajont e quasi completamente spopolati. Si è conclusa così la vacanza. Grazie a tutti, siete stati ottimi compagni di viaggio. Come on, and move it over.